L'assessore Figuccia ha deciso, con una lettera densa di umanità, di lasciare il ruolo di assessore. Questo dispiace a tutti noi e dobbiamo rispettare questa scelta. Naturalmente non c'è nessuna crisi politica perché il partito di appartenenza ha riconfermato fiducia alla maggioranza. Queste le parole del governatore della Sicilia, Nello Musumeci, pronunciate in occasione dell'incontro con la stampa e del tradizionale brindisi di fine anno. L'argomento riguarda le dimissioni presentate da un membro della sua appena nata giunta regionale, Vincenzo Figuccia, eletto con l'UDC, entrato in attrito con il presidente dell'ARS e uomo forte di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè. Ad inasprire i rapporti il parere favorevole, mostrato nei giorni scorsi proprio da Miccichè, in merito all'eliminazione del tetto dei 240.000 euro per i burocrati dell'ARS. Figuccia aveva le deleghe rifiuti all'energia che, in attesa di trovare un sostituto, sono tornate al presidente Musumeci. Intanto, sulla questione maxi stipendi, Miccichè ha provato nelle ultime ore a moderare la propria linea, almeno in parte. Lo stesso ha annunciato che il Consiglio di Presidenza dell'ARS ha dato mandato a Giorgio Assenza, come membro anziano del Collegio dei Questori, all'immediato avvio delle trattative con i sindacati per trovare un accordo ed un nuovo tetto che possa limitare le indennità stipendiali. L'attuale limite per gli stipendi dei burocrati dell'ARS, infatti, firmato a fine 2014 e in scadenza proprio ora a fine 2017, impone un massimo di 240.000 euro. Se non verranno introdotti nuovi limiti, le retribuzioni potrebbero toccare anche la soglia dei 350.000 euro annui.